Quale sarà l'impegno in agricoltura dell'assessorato alla Regione Veneto? Stiamo portando avanti diversi impegni, soprattutto il piano sviluppo rurale che è stato tra la prima regione a essere approvato e quindi attualmente adesso apriremo i bandi a fine agosto, primi di settembre e quindi daremo ai nostri agricoltori sicuramente questo supporto che è da tanto tempo che aspettano. È chiaro che il mondo agricolo sta vivendo un momento anche particolare dal punto di vista dei prezzi, dei prodotti e anche un problema dal punto di vista ambientale, soprattutto in questi giorni di siccità e stiamo in tutte le maniere con la struttura assistendo sia le categorie che i nostri agricoltori. Quale sarà il ruolo dei consorzi di bonifica nella gestione della risorsa acqua? Storicamente il Veneto nel ruolo dei consorzi di bonifica è sempre stato presente, è stato importante, non dimentichiamoci la rete tra le più importanti a livello europeo ma direi anche mondiale e quindi anche per portare ai nostri agricoltori quello che è il benessere dal punto di vista sia della presenza dell'acqua e quindi anche un benessere che va verso una produzione agricola che sia una produzione importante e allo stesso tempo porti una competitività e una sostenibilità alle nostre aziende.